Si chiude il ciclo di 3 partite in 7 giorni per il Santa Venerina, che discende in quel di Inizi di Sicilia, ospite del Val di Nisi, anch'esso reduce da un pareggio nell'infrasettimanale di Coppa Italia, che occupa il quinto posto in classifica. Nel suo 11 titolare, mister Calvaruso ritrova Daniele Scapellato, squalificato in Coppa, che compone la mediana con Basile e Fabrizio Scapellato. In difesa, davanti a Maniscalco con i confermatissimi terzini Zanella e Lopez, spazio a Gulli al centro accanto a Spampinato. Davanti torna titolare Carbonaro al centro dell'attacco al posto di Mongelli, con Sinata e De Leonardis ai suoi lati. Ritmi elevati fin dalle prime battute, Gina Go cerca Cariddi, capisce tutto Zanella. Poi Sinatra anticipato da Raspaolo, alimenta di nuovo per Cariddi. Cariddi, il cross che diventa un tiro, salva Maniscalco e poi fallo su Spampinato. Maniscalco va a rinvio lungo, cerca di far ripartire velocemente il Santa Venerina, controlla Carbonaro, che la mette giù. Poi avanza, vede l'inserimento di De Leonardis, lo serve. De Leonardis in area, contrasto con Raspaolo, forse fallo di mano. Proteste del Santa Venerina. Rivediamo il contrasto De Leonardis e Raspaolo e poi il tocco di mano del numero 10. Robles, rimessa laterale lunga all'interno dell'area. Svetta più in alto di tutti Basile. La palla finisce di nuovo a Robles che la rimette in mezzo. Contrasto Gulli-Cacon, poi allontana Spampinato, prolunga Fabrizio Scapellato. Contrasto tra Sinatra e Puccio. Daniele Scapellato mette giù e lancia subito in verticale per Carbonaro. Il controllo di Carbonaro. Carbonaro entra in area col destro, respinge Martinez, poi arriva De Leonardis, rischia tantissimo Martinez, ma tocca comunque la sfera. La rimessa laterale lunga stavolta è di Lopez, a cercare De Leonardis che non ci arriva nemmeno Sturniolo. Sinatra calcia, sponda di Carbonaro e Spampinato di testa. Colossale palla gol, sfera alta. Continuano a spingere gli ospiti, Gulli per Zanella che riesce di prima intenzione a tenere il pallone in campo. Fabrizio Scapellato il controllo, fermato da Puccio, poi Daniele Scapellato. Ragiona e cerca l'imbucata, deviazione. Controlla De Leonardis che gira direttamente in porta, fuori di poco. Finale di primo tempo, calcio d'angolo per il Val di Nisi, lo batte Puccio, corto verso Ginagò. Basso per Riposo che colpisce il palo di prima intenzione. Poi la palla si impenna, testa di Basile che allontana. La ripresa comincia sempre a ritmi elevati, Daniele Scapellato all'indietro per Spampinato. Alza la sfera, cerca Lopez che prolunga di testa per De Leonardis. Buona la palla per il numero 9. De Leonardis in area col destro. Traversa clamorosa e poi fuori gioco di Carbonaro. 60esimo, Daniele Scapellato imposta le retrovie. Poi va al lancio lungo. A sinistra nella zona di Sinatra. Gran controllo col tacco di Sinatra. Duello con Ginagò. Ancora Sinatra, rimpallo. Fallo di mano forse di Ginagò. Grandi proteste di Sinatra. Anche qui poteva starci la massima punizione. L'arbitro ha lasciato proseguire. Tornano a farsi vedere in attacco anche i padroni di casa. Raspaolo per Sturniolo, prolunga lungolinea verso Puccio, avanza a sinistra, il cross dentro per Cacon, il controllo, Cacon col sinistro, blocca i due tempi Maniscalco. Ginagò avanza, poi va al lancio lungo nella zona di Cacon, sponda all'indietro per l'inserimento di Cariddi, Cariddi verso Raspaolo, Raspaolo la conclusione, brivido per Maniscalco, palla sul fondo. Due cambi rapida successione per mister Calvaruso, fuori De Leonardis e dentro Pisasale. E fuori Gulli per un colpo alla testa. Al suo posto dentro Calì. Val di Nisi ancora minaccioso. Chillemi pressato da Carbonaro, costretto al rinvio nella zona di Cacon che la mette giù. Cacon il tiro dal limite. Strepitoso Maniscalco che gli dice di no. Daniele Scapellato alza la testa, cerca il lancio per Pisasale. La palla passa e finisce tra i piedi di Zanella. Zanella il cross sul secondo palo per Lopez al volo. Respinge Martinez che salva la sua porta. Un altro cambio per mister Calvaruso. Fuori Basile, dentro Mongelli. Scocca il 90esimo, calcio d'angolo, lo batte Puccio. Sul primo palo per la testa di Cacon che trafigge Maniscalco. La beffa arriva in coda per il Santa Venerina. Val di Nisi avanti proprio prima del recupero. Ci provano fino alla fine gli ospiti. Lopez salta un avversario, poi lo ferma Robles. Lavora il pallone Isaia e lo serve a Puccio. Puccio dal limite, un super gol. Il 2-0 firmato da Puccio. Un 1-2 terribile per il Santa Venerina. Ultimi scampoli del recupero. Corner di Sinatra, la palla passa, finisce a Mongelli che non inquadra la porta di poco. Si ferma a quota 14 la striscia di vittorie consecutive del Santa Venerina. I rosso-giallo-blu non hanno demeritato oggi, ma un po' di imprecisione e qualche episodio sfortunato, unita all'ottima prestazione del Val di Nisi, hanno portato al primo KO stagionale. La squadra di Calvaruso comunque ha disputato una buona partita, come dichiarato dallo stesso allenatore al termine del match. Bisogna subito ripartire e mettersi alle spalle la sconfitta, già a partire da domenica prossima, quando al Vincenzo Grasso arriverà una Cibonaccorsi a caccia di punti salvezza.